Se qualcuno vi dicesse che nell'acqua che bevete ogni giorno per 20 anni, 30 anni c'era un inquinante. Ecco, provate a pensare cosa possiamo aver vissuto noi come sensazione sapendo che questo inquinamento era conosciuto da molto tempo, perché questa azienda lavora da più di 30 anni nel territorio e che nessuno non vi abbia detto niente. Questi contaminanti, i FAS, sono delle sostanze chimiche che si accumulano nell'organismo, quindi man mano che vengono bevute attraverso l'acqua noi continuiamo ad accumularle via via sempre di più. Abbiamo fatto una battaglia fin da subito, abbiamo messo i filtri, siamo intervenuti con la magistratura, abbiamo fatto esposti, abbiamo alzato la voce e dopo 3 anni di battaglie finalmente la Regione Veneto si è convinta di fare un biomonitoraggio sul sangue dei cittadini contaminati. È stato grazie a questo risultato che poi anche le mamme, i genitori dei bambini, quando hanno visto appunto che il problema era un problema concreto, hanno visto che dalle analisi del sangue i FAS erano una realtà, che si sono mobilitati anche sempre più cittadini, si sono fatte manifestazioni per arrivare a un risultato che speriamo di aver ottenuto, cioè quello di avere i soldi per allacciarsi finalmente a delle fonti pulite e di portare avanti quello che è la battaglia su cui noi tutti speriamo, cioè quello che l'azienda che ha prodotto questo inquinamento paghi per quello che ha fatto. Ecco, questo penso sia una storia emblematica, però penso vada anche ricordata come un esempio di come i cittadini, se vogliono, possono ottenere qualcosa, anche se il problema sembra più grande e sembra irraggiungibile, però abbiamo visto che mobilitando con la forza dei cittadini, partendo dal basso, si può ottenere tanto. E io quindi concludo dicendo che la battaglia non è mai finita, non bisogna mai pensare di essere arrivati alla conclusione, bisogna sempre pensare di mobilitarci, di lottare, perché solo grazie alla continua sensibilizzazione del problema si possono vincere le battaglie. Grazie.